Ragnatela in zona, Ragnatela che riparte con Tombesi che si gira, riesce ad andare Tombesi, tornano Lano, Tombesi, il pallonetto da lontanissimo. La nostra postazione va a battere il fallo laterale lungo su Audisio, è buono il suo palleggio, anche la scelta per Tombesi che va dentro Morezzi, è solo davanti a Santarelli. Nella Serie A della Lega Calciotto c'è una finale di Coppa Italia da giocarsi, attenzione nel frattempo Artistico viene trattenuto, Artistico Ripani con una mano, poi Lefebvre può stoppare in aria il palleggio di Lefebvre che si gira, di potenza la tiene il principe Lefebvre, 18° gol in regular season voluto. Ricominciare da Blandino. Blandino pulito dall'altra parte dove Mele serve poi Rocco Giordano che si è allargato, c'è Artistico in area di rigore, servito ora terra, Artistico stoppa, rovesciata di Artistico, l'ha fatto ancora nella stessa porta, sempre Mario Artistico, ogni gol è una perla, finiscono le parole per il numero 11, è un raddoppio incredibile, quello del Cotton Club si era visto, ci aveva pensato dal momento dello stop, la coordinazione è perfetta, Ripani non può nulla, 2-0 del Cotton. Paresce, deve comunque con orgoglio tentare di rimontare, c'è il lancio lungo dentro Cardinali sulla traversa, Santarelli qui non poteva assolutamente nulla, Nolano va poi a rinviare in campanile con Lani che è toccato da Artistico che allarga per Giordano che arriva prima dell'avversario, Giordano riesce ad andarsene in mezzo a due, scambia con Artistico Ripani, inviolata quando siamo giunti praticamente al termine del primo tempo, un primo tempo caratterizzato da un buon equilibrio in campo, da un gran ritmo, attenzione ad Artistico che cerca in area di rigore, Giordano che la stoppa, Giordano! Non sbaglia, 3-0, Marco Giordano forse la chiude già a fine primo tempo per il Cotton Club. Traul, numero 21 Innocenzi, nel frattempo il 4-2 del Mr. Jeff alla lunga Rina contro M Servizi, Gianicolo Tombesi riesce a passare il sinistro di Tombesi, alto sulla traversa, Tarsi che prima ha commentato la vittoria della San Giovannella sul Football Hit Roma Nord, qui Rocco Giordano il mancino. Gioca da quest'altra parte dove la salita del numero 21 del Cotton è fermata da un Mauro Morezzi che va a sfidare Rocco Giordano, Morezzi con la suola prova a passare, Morezzi fino in fondo, Morezzi! Lo tenere appunto con diffida ma senza squalifica prima delle semifinali, il Forcina appoggia, Giordano che arriva da dietro, Giordano può entrare tutto solo in area di rigore sulla linea, il super salvataggio di Cardinali. Il corner è già battuto, Lani occhio alla palla in area di rigore, Tombesi a giro, batte stavolta Santarelli, è l'1-3 della Ragnatela Pub e Bacci Immobiliare, sale la pressione del Cotton, rimessa battuta, sfera giocata indietro, Forcina la può controllare e andare col destro, ristabilite le distanze dal numero 9 al terzo pallone toccato, controlla e con lo stesso piede va a battere Ripani sul secondo palo, è insperato ma Ponziani prova comunque il cross dentro, dall'altra parte arriva di gran rincorsa Cardinali che entra nell'area di rigore, viene messo giù, è calcio di rigore, ha usato le mani forse con troppa foga Pucci, Tombesi contro Santarelli qui al Ciriaci. Tombesi spiazza Santarelli, è la doppietta personale di Tombesi direttamente sul fondo quando arriva il triplice fischio di Buzzi, 4-2 per il Cotton Club contro la Ragnatela Pub e Bacci Immobiliare nell'ultima giornata di regular season, punteggio che qualifica il Cotton Club come campione della regular season. Infatti i punti persi non è quelli, cioè, abbiamo persi prima, ma con partite come Mr. Jeff andata, Hammers, De Angelis, sono punti persi. Loro sono una seconda squadra, noi abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, potevamo andare anche sopra. Purtroppo poi se sbagli 3 occasioni con loro rischi la perdi la partita, perché hanno un livello veramente alto. Forse non ho mai visto un livello così alto in Serie A. Beh, noi ci abbiamo sempre creduto, dopo un girone d'andata dove abbiamo dimostrato il nostro valore, abbiamo avuto un calo all'inizio del ritorno, ci mancavano un po' di giocatori, qualcuno è partito e quindi abbiamo avuto questo calo, però noi siamo sempre stati sicuri del nostro valore, siamo stati tranquilli, infatti poi alla fine abbiamo dimostrato sul campo la forza della squadra, abbiamo vinto il campionato. Ma certo che è la regular season, c'è un cammino lungo 32 partite dove tu termini il campionato con miglior attacco, miglior difesa, miglior differenza reti, dove la seconda in classifica che con lo Scapicollo è stata avanti a noi solo la prima giornata e poi mai più, dove la terza in classifica il Football 8 l'hai battuta 3 volte su 3, dove hai incontrato Venere nel suo momento d'oro e l'hai battuta 2 volte su 2 e l'avevi battuta una volta il girone di ritorno. Abbiamo fatto un campionato strepitoso e posso dire senza falsa modestia siamo la squadra nettamente più forte. Poi ad Alba a sconto secco può succedere di tutto, però mi sembra paradossale che la prima in uno scontro diretto può perdere con la sesta e la sesta diventa campione, cioè, non è una formula meritocratica, noi siamo la squadra più forte. È qualcosa di guadagnato sul campo.
ce lo siamo guadagnato, eravamo padroni del nostro destino come hai detto te, non dovevamo sperare in niente, non dovevamo gufare nei confronti di nessuno. Abbiamo vinto, abbiamo imposto il nostro gioco contro un avversario che aveva qualcosa da dire al campionato perché la Ragnatela si giocava l'accesso ai playoff, hanno disputato una gara vera, maschia, bella, si è giocato comunque su bei ritmi e come al solito il Cotton però ha espresso un gioco anche in questo caso secondo me superiore e abbiamo conseguito così la nostra nona vittoria di fila che credo che sia qualcosa di incredibile, soprattutto perché finiamo il girone di ritorno con gli stessi punti del girone d'andata quando all'inizio anno abbiamo cominciato nettamente male. Quindi abbiamo fatto un discorso con la squadra, col presidente, abbiamo serrato i ranghi, abbiamo tirato fuori prestazioni incredibili e credo che il gol di oggi di Mario Artistico sia veramente l'autografo del Cotton Club. Questo è il Cotton Club.